Wow wow wow, amici del grande wrestling, un saluto dal commendatore veneziano. Siamo su WWE 2K o 2K18 e siamo nella modalità Universe con il Cume che per il momento sta veramente eh, combattendo alla grande. Il primo match dell'ultima settimana prima del pay-per-view SummerSlam, Goldberg Albert, e vince chiaramente il grande Goldberg, grandissimo, sta salendo anche nel Championship singolo. Ok, Kane The Bryan Kendrick, vince Kane, o Cane per gli amici. Strowman Gallagher, ok. Qua abbiamo i tag del cavolo, qua un tag più decente. Dopo abbiamo qua Triple H, ragazzi, sta salendo molto la Generation X, sta salendo alla grandissima. E poi il main event, proprio il cume, contro Roman Reigns. Eccoci qua ragazzi, questo è un match difficilissimo, uno dei più duri da quando sono in WWE. Cominciamo malissimo. Bisogna capire se saremo al pay per view, speriamo. Mi piacerebbe provare a vincere il titolo intercontinentale e il Cume fa una gran cosa qua. Questo comunque è un match veramente importante anche per i power ranking, anche per le classifiche. Bravo Cume, bravo Cume, rompi i coglioni Cume. Però sappiamo che le sottomissioni non sono il forte di Veneziano. Aia. Questo sappiamo che è un match duro. Però il Cume ce la fa e dopo però le prende da Romano. Molto bene. E se ne va codardissimo. Braccio teso di Veneziano. Molto bene. Mamma mia ragazzi, mamma mia. Il Cume non se ne va, però prende proprio una cosa bellissima. Dai ragazzi. È troppo adesso è il momento di Roman, grande atleta della WWE. Main event di Raw. Veneziano è già nel main event ragazzi, dopo la rivalità vinta con Kane. Bravissimo, mamma mia, oggi il Cume in una forma strepitosa. No, siamo in un buon momento ragazzi, perché ho visto che cambiano anche degli attributi, quindi se vinco tanti match consecutivi aumentano gli attributi per un paio di match, insomma adesso non so come funziona, però vai cazzo, vai. Bruttissimo errore del Cume. Cazzo, la special è andata. Arca miseria, invece la fa Roman. È mosso cazzi. È mosso cacchi. Spear di Reigns. Ai ai ai. E qua ribaltata la grande, ci rischiamo. Ci salviamo chiaramente. Ma adesso è dura. Adesso è dura ragazzi, proviamoci. Ma non sarà facile. No dai, porca miseria. Aia. Il Cume soffre ragazzi. Bravissimo. Questa ci voleva. Bisogna di caricare un po'. Braccio teso, ci voleva anche questo. Vai cazzo. E vai, cominciamo a usare Romanone come un tappetino. Vai cazzo. Molto bene. Bravissimo Cume, così mi piace. Proviamoci. Proviamoci ragazzi. Vai di RKO, vai di RKO. RKO. 1, 2. Ciao Roma ragazzi, sono in una forma strepitosa ragazzi. Mamma mia che Cume. Un Cume in grande spolvero. Ragazzi, siamo a SummerSlam e purtroppo non sono al pay per view, quindi è ancora presto per i pay per view, quelli importanti. Allora,
per il tag team, per la cintura. Vediamo se ce la fa la Generation X a tornare campione. E ce la fanno, finalmente sconfitti Luke Gallows e Carl Anderson. Match 2. Sinceramente ciao, proprio non mi interessano. Nel match 3 vince AJ Styles. Questo, ragazzi, è la rivalità accesa tra Alexander e Goldberg. Vediamo come si conclude con la vittoria di Alexander. No, non ci credo, fioi. Mamma mia, pesante questa per Goldberg, pesantissima. Tag team, Chris Benoit, Eddie Guerrero contro Chad Gable e Jason Jordan. Chris Benoit, Eddie Guerrero, i Los Amigos, i tre amigos con Randy e con Rey Mysterio. Portano a casa una buon match, però con stelline mediocri. E qua un triple threat match tra John Cena, The Undertaker e Randy Orton. Vince John Cena che mantiene la cintura. Incredibile! Vince! Brocca, è stato sconfitto, ma si prende la valigetta Stone Cold proprio a SummerSlam. Non ci voglio credere. Non ci voglio credere. Non ci voglio credere, ci prova. Non può fallire Stone Cold. Universe pazzesca. Stone Cold vuole incassarlo a SummerSlam per fare la beffa estiva. La beffa estiva di Stone Cold. La beffa estiva di Stone Cold. La beffa estiva di Stone Cold, ragazzi. La beffa estiva, vuole prendersi il titolo. E si carica. E si carica. No, non ci credo. No, ma è incredibile, ragazzi. È distrutto Strowman, che ha conservato il titolo, ma Stone Cold non riesce a chiudere. Incredibile. Stone Cold, se perde questa occasione col Money in the Bank, veramente scandaloso. Mamma mia, pazzesco, incredibile, incredibile il pay per view di SummerSlam, quella veramente il colpo di scena incredibile, che però incredibilmente Stone Cold non riesce a chiudere. Incredibile, Stone Cold non riesce a chiudere, può essere veramente la cosa più beffarda della storia. Stone Cold si vuole prendere il titolo, Mr. Money in the Bank, ma Strowman resiste. Bravissimo qua, questa è una gran mossa. Grande, vai. E adesso deve essere la fine di quest'uomo. Gli fa anche sangue, Stone Cold la vuole. Vai Stone Cold, vai Stone Cold. Stone Cold Stunner! E si va a prendere il titolo a Mr. Money in the Bank, vediamo. 1, 2. Non ci credo. Resiste Strowman. Incredibile, ragazzi. No, ma è pazzesco, ragazzi, è pazzesco, è pazzesco. È pazzesco. È pazzesco, ragazzi, quello che sta succedendo a SummerSlam. Ci prova Stone Cold, è pazzo Stone Cold! E Stone Cold si gasa adesso. E Stone Cold si gasa, anche se non ha ancora chiuso. Incredibile Braun Strowman, che tiene veramente alla grande. Complimenti a lui, ma Stone Cold vuole assolutamente portare a casa il titolo. 1, 2. Resiste ancora Braun. Non ci sarà solo il cume su questa Universe, saranno tante belle cose. Ah, troppo tardi, però ragazzi, veramente stiamo soffrendo, Si soffre, Beppe, si soffre. Ci provano un bravo. Per piacere. Per piacere. Stone Cold non può fallire l'incasso del Money in the Bank.
Nessuno se l'aspettava a SummerSlam, cioè poteva esserci, ma non so, l'Elimination Chamber, non si sa, ma di certo non qua. E invece il Cume vuole stupire tutti, perché in realtà è il Cume che ha deciso, perché il Cume è lui, la valigetta. Il Cume non è un wrestler, ma è una valigetta in realtà. Che cazzo sto dicendo non si sa, però sto prendendo le bombe da un uomo morto, ragazzi. Stiamo veramente soffrendo come dei bastardi, Aia. Ci voleva il Cume qua. Ragazzi, veramente non riesce Stone Cold a pararne una. È incredibile, eh? Cioè, ragazzi, ci diamo una svegliata? Poi Stone Cold sta rischiando di fare una figura atroce. Adesso non ricordo se c'è stata diciamo una volta che il Money in the Bank non è stato incassato, adesso non lo so sinceramente. Non mi ricordo, sono sincero. Vai Stone Cold, bravissimo. Questa non è... No, speravo fosse più lontano. Non ci credo. Bravo Stone Cold, questo qua mi sei piaciuto. Qua mi sei piaciuto. Vai. Eccolo qua, yes. Stone Cold ci prova ma è dura. E invece ce la fa. Stone Cold si prende il titolo. Dura pochissimo il regno di Braun Strowman. SummerSlam ha un nuovo campione universale. E sarà dura toglierlo a Stone Cold Steve Austin. Grandissimo. Stone Cold si prende la cintura, ma un giorno spero che questa cintura possa passare al comandone veneziano. Match epico. Prima tra il Brocca e Brawl, ma Stone Cold ne approfitta e incassa il Money in the Bank. Veramente epilogo incredibile a SummerSlam, dove Stone Cold Steve Austin si porta a casa il titolo universale della WWE. Allora, vediamo il power ranking, dove Fandango, cioè ragazzi il primo, cioè, vabbè. O Fandango, adesso non mi ricordo, sono le tipiche pronunce comendiali. Tyler Breeze, AJ Styles, Triple H, che sale anche lui con Rusev. Chris Benoit, ragazzi, che salita Benoit dal 43esimo posto, ragazzi, veramente Benoit show. Shawn Michaels è in discesa, noi siamo, se non erro, 21esimi, infatti il come 21esimo però sale dal 28esimo posto, il suo obiettivo è vincere l'Intercontinental Championship, speriamo di portarlo a casa. Veniamo a vedere un po'. Andiamo a Raw. E qua c'è ancora una rivalità, ragazzi, abbiamo una rivalità molto alta. Siamo in rivalità con Bray Wyatt, madonna, cioè incredibile. Vabbè, un'altra rivalità per il Cume, che però sinceramente il Cume vuole qualcosa di più adesso. Seconda rivalità, eccolo qua ragazzi. Stone Cold Steve Austin si prende il titolo, il primo contendente Braun Strowman chiaramente, poi Shawn Michaels che sta salendo, poi Shawn Michaels scatenato, ma ragazzi stiamo parlando di Shawn Michaels, quindi ci sta. Veneziano purtroppo è ancora molto indietro qua. Il problema qual è però che... Ok, vedi che bello l'albo d'oro che si... adesso c'è un nuovo lottatore, c'è Stone Cold che vince per la prima volta il titolo. Non siamo più il contendente numero uno, cioè incredibile, si vede che la WWE ha delle preferenze per Shawn Michaels. Vabbè, grazie. La ringrazio, molto bene. Ok. Ora andiamo a continuare la rivalità con Braun, ciao, con White. Attenzione, non ci credo. E subito mi interrompe l'entrata. Bray di merda. Bray Wyatt. Come svegliati. Aia. Aia. Bravissimo Kuma, con l'occhialino mica batte. Con l'occhialino. Purtroppo non ha fatto il pay per view, ha fatto solo un pay per view. Battleground dove aveva sconfitto Kane, il buon veneziano. Non è ancora iniziato il match, ragazzi. Questo l'ho sentito, come si deve ancora fare strada, perché comunque Shawn Michaels con la vittoria anche del titolo
di coppia con un Triple H, si è conquistato la possibilità, secondo me, di andare anche per il titolo intercontinentale. Con calma, c'è tempo, c'è tempo. E Kume, grazie. Dai, andiamo sul ring per piacere. Andiamo su. Sarei anche rotto i maroni. E il Kume si pavoneggia, ragazzi. Il Kume si pavoneggia. Dai, vecchio, su. Grandissimo Kume, dai. Spacchiamo quest'uomo. Finora abbiamo veramente una serie di vittorie incredibili. Ho fatto anche qualche sconfitta nei primi mesi. Guardalo. E si gasa. Una donna mi fa un selfie, grazie. Questa l'ha sentita, ragazzi. Dai, cazzo. Dobbiamo fare male a quest'uomo. Dobbiamo cercare di mantenere la striscia. Bruttina, questa, bruttina. Non meravigliosa. No, questa l'avevo parata. Perché c'è anche la seconda. Aia. Forse devo fare match anche a livello di stelline più spettacolari. Sì, vabbè, ciao. Ciao. Bravo, Kume. Il braccio teso non posso farlo sempre, però. Aia, che male. Mamma mia, ragazzi, si soffre. Stiamo un po' fuori dal ring. Maledetto, si libera subito dopo le sottomissioni. Mi è capito che non sono il forte del Kume. Aia. Ok. E se vinco così? Dai che vinco così! Sì, però cazzo, una stellina e mezzo. Dai, entra. Entra. E mettiamola alle corde, cazzo. Il Kume è veramente in un momento magico. Ma ancora non basta per avere un match per il titolo intercontinentale. Ho fatto bene a non fare. Mi sembra ancora presto, è ancora presto. È ancora presto per fare l'archeo. Vabbè, ma porca miseria. Questa è una rivalità che voglio concludere. Voglio vincere anche questa. Vabbè, ciao. Secondo me entrambi abbiamo bisogno di fare un buon match. L'ho parata, amore, questa. L'ho parata, cucciolotto mio. Buonissimo. Ok. Molto bene. Lo stiamo spaccando, lo stiamo spaccando. E adesso ci provo. Il Kume ci prova. Prova l'archeo. Me l'ha parata, questo non bene. Non bene, e me la fa lui. Mi salvo per pochissimo. E qua l'ho rischiata. Devo stare molto concentrato. Qua ce la giochiamo veramente. No, eccola qua, guarda che perdo. Madonna, sono scarsissimo sto gioco qua, su sto robo. Qua sto prendendo le bombe. Bravo Kume, questo ci voleva. Questo ci voleva, lo ricazziamo nelle corde. Lo ricazziamo qua. Non è finita, raga, non è finita, anche se sono in difficoltà. Adesso la testa rossa.
il piccolo Bray. E ci riprovo. Il Kume persevera. Sto pensando alla finisher. E vaffanculo anche io. Game set e match, speriamo. Yes, il Kume la mette. Mamma mia che striscia. Mamma mia che striscia per veneziano. Mamma mia che striscia. Striscia fenomenale. Sì, sono cazzi tuoi, vecchio mio. Lo voglio massacrare. Stavolta sì che ti massacro, sei il mio rivale. Ciao. Voglio infortunarlo, cazzo. Dai, continua, dai amore. Mamma mia, lo voglio veramente suicidare. Ciao baby. Ciao baby. Ciao caro. Un Kume in grandissimo spolvero qui a Roma. Sì. Un Kume dominante. Eccoci qua. Kume, buon risultato. Tag team, Sheamus e Cesaro. Qua vincono Dean Ambrose e Seth Rollins. Goldberg, ti prego. Goldberg porta a casa una buona vittoria. I campioni di tag perdono con Enzo Amore. Cioè, questo è grave. Brock Lesnar, Kane vince il blocca. Stone Cold, Finn Balor porta il campione universale, vince contro Balor. Ok ragazzi, seconda settimana. Shawn Michaels e Triple H sono inarrestabili. Goldberg, Titus O'Neil, vince Goldberg, complimenti, grande Goldberg che sta risalendo, dai, perché voglio un Goldberg in grande spolvero. Roman Reigns, Kane, vittoria per Romano. Stone Cold contro Albert, match abbastanza scontato. Battista contro Samoa Joe, vince Battista. Comunque è decimo, anche Battista secondo me può tornare. Qua abbiamo il tag team. E qua ragazzi abbiamo il main event. Aspetta, scusa un attimo. Sono nel power ranking secondo me. Vabbè, ci facciamo questo match e poi chiudiamo questo video. Eccoli qua. E si va ragazzi. Vai Kume. Subito il Kume impazzito. Il Kume impazzito. Dobbiamo sfruttare che siamo forti anche nel power ranking. Intanto gli ho fatto già male. Questo ci voleva. No, cavolo. Devo mantenere la striscia, Anche se mi interessa di più vincere nei pay per view. Comunque posso anche perderne una nello show, diciamo, del lunedì. Ovviamente tante di quelle storie ragazzi, se no di colpi di scena vi avverto già. Devo cambiare un po' le mosse, devo pensare a una finisher degna del Kume. Niente ragazzi, non sono mai stato così in forma dai tempi forse di WWE 2013. E lo butta fuori dalle corde, mamma mia. Mamma mia che Kume. No, ho fatto la cagata. Ma come si fa a pavoneggiarsi e poi prendere le mine? E invece no. E invece no. DDT. Ha paura, mamma mia c'ha paura. Mamma mia c'ha paura Bray Wyatt. Mamma c'ha paura. Qua però ho fatto una coglionata io. Qua non ci voleva sto errore. Bello. Bello, sta recuperando Bray. Amore mio, ciao. Ciao Beppe. Guardatelo, guardatelo, ma quanto cuore ha questo Kume ragazzi. Questo vuole la cintura. Questo la vuole la cintura. Vai di suplex. Ok, tappetino. Il mio Bray è un tappetino, è un persiano. E io lo pesto, lo calpesto. Molto bene. Potrei già chiudere secondo me lo slancio che mi ha dato all'inizio. Archeio. Archeio.
Ragazzi, per il momento è così. 3. Ciao amore. Mamma mia ragazzi. In questo momento il Kuma è una macchina da guerra, non ne sbaglia una. Speriamo di continuare così. Here is your winner, the boss, Marco. Ciao amore. E ancora mi incazzo. Perché è giusto così. Lo voglio infortunare. Un Kuma veramente che va oltre ogni immaginazione. Ma mi ha rotto le balle. Il Kuma vuole di più di queste rivalità. Il Kuma vuole di più. E vai a dire che io per renderlo ancora più. Finito. Eccolo qua. Terminator. L'ho terminato ragazzi. E il Kuma, chiudiamo questa puntata con questa classifica ragazzi. Nami va bene in testa, ma secondo il Kumenda, e questa è veramente una soddisfazione incredibile. Andiamo a vedere le notizie. Le notizie, Kuma ha trovato il modo per farla pagare Bray Wyatt, ok. Vediamo la rivalità com'è. Molto alta, penso che dopo, secondo me finisce dopo questo mese, quindi il pay per bar se ne stanno creando ragazzi, mamma mia. Bello, bello, mi piace. SmackDown, vediamo che la situazione. Qua è un po' più tranquilla, John Cena Mindalla sta crescendo, bene, molto bene, e siamo solo all'inizio, raga, un saluto al comandante veneziano, ciao!